Il premio che noi stiamo intitolando è indirizzato allo Schivenoglia, al Raineri, che è un pittore del Settecento, originario di Schivenoglia, un'estemporanea in questo ambiente che è una corte particolarmente curata, diciamo, e adatta come location a questo tipo di attività. In realtà l'iniziativa non è completamente nuova. 40 anni fa era stata fatta ancora un'attività di questo genere e l'abbiamo ripresentata. Ci sono 29 concorrenti provenienti da diverse località qui attorno, ce ne sono della provincia di Mantova, da Mantova città, dalla zona oltre Mantova, molti vengono dalla zona di Modena, Carpi e zone limitrofe, qualcuno viene dalla zona del Veronese. Io mi sono girato tra i quadri tutta la mattinata, pur non essendo un esperto d'arte, devo dire che la qualità del lavoro mi sembra particolarmente importante. È stata una cosa straordinaria perché han partecipato moltissimi e tutti son contenti, cioè è stata una piccola avventura che pensiamo di continuare a farlo per far conoscere Schivenoglia e per far conoscere il mantovano, per far conoscere tante cose. Dal punto di vista tecnico mi piace moltissimo perché, cioè, si spazia nei colori. Ognuno ha un suo colore, ognuno ha un suo modo di dipingere, ognuno ha un suo modo di creare. Corte Rangona perché? Perché dalle notizie che ho avuto pare che abbia acquisito Rangona da certi signori residenti a Castelnuovo Rangone di Modena, Marchese Rangoni, si presume che fossero proprietari in questa zona e hanno dato sia il nome alla corte e anche registrato catestalmente come Corte Rangona. È una corte prettamente, diciamo, un'azienda agricola con 20 ettari di terreno. Io l'ho acquistata recentemente, diciamo negli anni 2000, la conduco personalmente, è un'azienda solamente cerealicola dove coltivo grano e mais e nei tempi liberi curo, diciamo, alcune mie passioni che le metto a disposizione alle scuole come didattica, vale a dire tutto il giro degli animali che sono presenti in corte. In più c'è una mostra di vecchi mestieri su bicicletta dove ho cercato di valorizzare il lavoro ambulante degli anni 40-50 e più in base, diciamo, all'età degli scolari, degli studenti o dei visitatori o meno, c'è la possibilità di visitare anche la cantina, una cantina caratteristica ancora in terra battuta, dove sono presenti tutti gli attrezzi che servivano negli anni appunto 30, 40, 50 per la trasformazione dell'uva in vino.